Si è parlato di storia mercoledì scorso a Pordenone Pensa con l'allieva di Renzo De Felice Elena Agarossi, studiosa di spessore internazionale. Agarossi ha parlato delle ferite inferte nel corso della storia all'identità e alla coscienza italiana, soffermandosi in particolare sulla lacerazione dell'8 settembre, a cui ha dedicato il suo libro più famoso, intitolato Una nazione allo sbando. Dopo le riflessioni storiche, Pordenone Pensa propone nel fine settimana 2 appuntamenti di tutt'altro genere. Venerdì 7 giugno la sala consiliare della provincia di Pordenone ospiterà alle 20:30 il soprano Katia Ricciarelli, che parlerà della sua vita artistica. Lo stesso giorno, ad Azzano Decimo, invece, nella sala consiliare del municipio alle 20:30, l'autrice pordenonese Paola Cadelli presenterà il suo libro Gli amanti di vetro, uno dei più venduti in regione. Ingresso libero a tutti gli appuntamenti, mentre il programma completo della rassegna è consultabile su www.pordenonepensa.it.